Quanti anni ha, si può dire? Adesso ho fatto il 12 settembre, ho fatto già 92 anni e devo andare avanti ancora, spero. Va ancora allo stadio? E certo, ho già fatto l'abbonamento quando avevo 10 anni che si partiva da casa, da Caleri d'Agusei vicino a Santa Margherita e si andava a piedi fino a Sant'Elena, perché all'epoca non avevamo i soldi per i vaporetti, eravamo giovani. Amedeo Vianello ha messo per la prima volta piede nel glorioso stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena nella stagione calcistica 1939-40. Da bambino è cresciuto con il mito del Venezia Calcio di Loic Mazzola, vincitore della Coppa Italia, e ancora oggi, da più di 80 anni, continua a seguire la squadra in Serie A in casa e se possibile anche in trasferta, con lo stesso entusiasmo. Il club Alta Marea lo ha premiato con la tessera di tifoso onorario e quando, saputa la sua storia, che in questi giorni ha fatto il Giro d'Italia, anche la società voleva regalargli l'abbonamento, lui ha risposto così. Mio figlio me l'ha già fatto per l'opzione, perché come come anziano e come vecchio abbonato abbiamo avuto la prelazione e l'abbiamo già fatto. Hanno detto che terranno conto per la prossima volta. E oggi una tessera importante. Eh sì, ho avuto una tessera importante, oggi sono socio onorario della società Alta Marea. Un calcio che sa ancora emozionare e unire generazioni diverse. È una persona di un entusiasmo e di una vitalità incredibili. Siamo felicissimi di avergli potuto dare la tessera onoraria del nostro club e di averlo tra noi, perché è proprio uno di noi. Abbiamo continuato a seguire la squadra nonostante i periodi anche più bui. L'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto con passione, l'abbiamo fatto stando il più vicino possibile e adesso la Serie A è una grandissima soddisfazione.